scelta e poi arriva ai piedi, c'è un mister che richiama. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Calcio Parlando da Radio Padania Libera. Qui è Graziano Prampi che vi parla, puntata numero 454 per Calcio Parlando, e in collegamento con noi Daniele Amadasi, che saluto. Ciao Graziano a tutti i nostri radioascoltatori, quindi benvenuti con la nostra puntata numero 454, quindi di volta in volta il numero continua ad aumentare e ci avviciniamo veramente a un numero importante che probabilmente arriveremo a cavallo dell'estate, ovvero quel numero 500, ma direi che di strada ce n'è, soprattutto anche gli argomenti di fuoco, soprattutto ne abbiamo tanti da discutere. È così, infatti oggi è una giornata in cui c'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli argomenti, perché le polemiche in questa settimana si sono seguite una dopo l'altra. Si è iniziato con la lite tra Galliani e Agnelli, poi si è arrivati a Lotito che se l'è presa con gli arbitri, secondo lui gli arbitri creavano dei problemi, si è invocato il sorteggio integrale, gli arbitri non sono d'accordo, e infine Lotito, ancora lui, diciamo che ha messo la ciliegina sulla torta con una telefonata che è stata intercettata e che ha creato parecchio disagio a tutto il mondo del calcio. Probabilmente ci saranno dei risvolti anche a livello di giustizia sportiva. Da dove possiamo partire, Daniele, secondo te? Da Agnelli e Galliani, da Lotito? Scegli tu, perché ce n'è proprio veramente tanto da raccontare. Ma io partirei dal fatto che ieri, attraverso il nostro sito, attraverso i nostri social profile, quindi a livello Twitter, Calcio Parlando, e poi Facebook Calcio Parlando RPL, abbiamo lanciato, diciamo così, due hashtag. Uno è Zittite Lotito e l'altro è Gesui Carpi, poi potremmo dire anche Gesui Latina e Frosinone. Partirei da questo, siamo veramente arrivati allo sbando totale e io mi aspetto che prima o poi qualcuno a livello di CONI prenda la decisione di mandare a casa praticamente tutta la governance del calcio, perché direi che le frasi di Lotito sono gravissime, cioè va contro ogni logica calcistica. C'è un campionato di Serie A, c'è un campionato di Serie B, c'è un campionato di Lega Pro e poi possiamo dare anche tutti i vari campionati. Chi vince il campionato di Serie A c'è lo scudetto, chi vince il campionato di Serie B viene promosso e di conseguenza ci sono promozioni e retrocessioni. Quindi è vergognoso e scandaloso che un presidente come Lotito, che è presidente di una squadra di calcio in Serie A della Lazio, anche presidente di una squadra di calcio in Lega Pro come Salernitana, fa parte del consiglio di Lega Calcio, si spaccia per vicepresidente, a livello direi non segue Conte in nazionale, bravissimo, segue Conte in nazionale, ogni voto che veniva fatto per far andare su Tavecchio, e si è messo a dire che il Carpi, le Frosinone e il Latina sarebbero il danno se venissero in Serie A. Il danno è lui, il danno è la Lazio che gli hanno permesso di iscrivere con dei debiti incredibili. Quindi onore alla provincia italiana che si chiama Carpi Modena, oppure che è Latina e Frosinone, società che stanno facendo loro, e speriamo veramente che tutte e tre possano salire. Latina quest'anno probabilmente cercherà di mantenere la serie cadetta, mentre mi piacerebbe proprio l'anno prossimo avere in massima serie sia il Carpi che il Frosinone. Quindi direi di partire da questo, sperando che veramente una volta per tutte gente come Tavecchio, come Abete, come Abodi e tutti gli altri alzino la voce e non si facciano mettere i piedi da un personaggio che veramente col mondo del calcio c'entra poco e nulla, e non penso che sia un caso che vada in giro con 3 persone di scorta, di cui 2 sono private, però uno incredibilmente è sempre pagato dallo Stato italiano e quindi da tutti i cittadini. Ecco, quindi partiamo con la rassegna stampa che come per nostra consuetudine, proprio da quelli che sono le considerazioni dei 3 principali quotidiani sportivi italiani su quello che è stato lo scandalo delle intercettazioni di Lotito. Allora, il Corriere dello Sport parte con Lotito l'ha fatta grossa, scusate, l'hai fatta grossa, Lotito l'hai fatta grossa, telefonata shock a un dirigente dell'Ischia, Malagò all'attacco, Tavecchio prende le distanze, Del Rio, il calcio cambi, ora rischia il deferimento e con una squalifica potrebbe decadere, Lotito potrebbe essere cacciato dal Consiglio federale. Per quanto riguarda le frasi che riporta il Corriere dello Sport, Carpi e Frosinone in A sarebbero un danno, poi non abbiamo una lira, Beretta in Lega Calcio, sai cosa decide? 0. Mentre l'accusatore Iodice, il direttore sportivo dell'Ischia, dice ho altre dichiarazioni, ho altre registrazioni, dice che Agnelli e Galliani gli fanno un baffo e che Nicchi è una testa di
Carpi e Frosinone indignate, giustamente. Uno così è contro i veri principi dello sport. Le accuse di Pallotta, la Premier cresce, noi no, colpa di questo individuo. La Gazzetta dello Sport riprende con Lotito Gate, il calcio che non vogliamo, bufera per la telefonata registrata, governo, Tavecchio e Coni lo scaricano. Ecco, a questo proposito però devo registrare due frasi che vengono riportate dalla Gazzetta dello Sport. Lotito, modi spicci per definire la realtà dei fatti. Questo è Maurizio Beretta, presidente della Lega Serie A, che Lotito ha detto non conta niente, non decide niente. Beretta risponde modi spicci per definire la realtà dei fatti. Mentre Mario Macalli, presidente della Lega Pro, che è l'uomo per il quale si sta spendendo Lotito in queste ore, ma che sostanzialmente Lotito ha definito un'altra persona inutile e che tra 1 anno e mezzo se ne va per conto suo, dice semplicemente che registrare una telefonata è una cosa schifosa. Allora, la domanda che ti faccio è questa: è possibile che il presidente della Lega Serie A vada a difendere una persona che gli ha detto che è praticamente ininfluente e che l'accento venga posto sul fatto che la telefonata è stata registrata e non sui contenuti della stessa? Il problema è che in Italia questo è consentito, perché ieri sera ho sentito una serie di trasmissioni in cui invece che fare i complimenti a Iodici, al coraggio del fatto che aveva ricevuto anche delle sorte di minaccia, perché il problema poi è nato dal fatto che molte squadre di Lega Pro sono contrarie, diciamo così, alla presidenza dell'attuale terza serie nazionale, per cui lui ha ricevuto delle pressioni pesantissime, le ha fatte notare, e il problema ieri non era dire bravo Iodice che hai denunciato il malaffare di Lotito, ma come ti sei permesso di registrare, cioè è passato logicamente a secondo piano. Purtroppo è il classico discorso all'italiana e soprattutto del pensiero comune, in cui magari si preferisce avere altre piazze nella massima serie piuttosto che la provincia. Però se la provincia di Carpi fa bel calcio, non fa debiti, gioca bene, viene in Serie A, merita la Serie A magari più del Bologna. Di sicuro a Bologna potremmo avere 20.000 spettatori, a Carpi 1.000, oppure Bologna è una città di 800.000 abitanti e Carpi la Serie A dovrà giocare al Modena, perché non potrà giocarla al Cabassi, ovvero in casa. Però è la questione dello sport, cioè esiste in tutto il mondo nella Serie A di hockey svizzero, che comunque è uno sport nazionale, gioca anche l'Ambrì-Piotta. L'Ambrì-Piotta è un paese di montagna, allora non potrebbe giocare in Serie A. Nella Serie A italiana a vincere il campionato negli ultimi anni, a parte l'ultimo che è stato il Renon, che è di Collalbo, un paese di 1.000 abitanti, l'Asiago è una comunità di 10.000. Cioè ci sono in tutti gli sport queste bellezze. L'abbiamo in Serie A, abbiamo col Chievo Verona. Il Chievo Verona di fatto è un sobborgo, per cui potrebbe avere un bacino di utenza di 2.000 persone, da 10 anni è nella massima serie. Il Sassuolo non gioca a Sassuolo, gioca addirittura fuori provincia, gioca a Reggio Emilia, per cui non riesco a capire di cosa si lamenti Lotito. Soprattutto è il personaggio, cioè la Lazio, lo sappiamo tutti, è stata salvata a livello politico, non aveva le carte in regola per iscriversi in campionato, aveva debiti incredibili, per cui direi proprio è l'ultima società che avrebbe potuto parlare. Soprattutto è un personaggio abbastanza particolare, perché lui gestisce 2 società, è stato il primo ad avere 2 squadre e quindi ha troppi interessi. L'abbiamo visto, quest'anno si andava in giro anche al raduno della nazionale italiana. Lui pensa molto per sé, il problema è che qualcuno gli ha dato potere, quindi da quel punto di vista, diciamo così, le colpe non sono solo di Lotito, ma sono del fatto che a livello calcistico ha dato potere a Lotito, e direi che ha un nome e cognome, e questa persona penso che debba avere comunque molte colpe in questa faccenda, e anche l'amministratore delegato del Milan, Adriano Gagliani, che guarda caso in questa settimana è andato d'accordissimo con il presidente della Lazio, perché hanno fatto delle sparate arbitrali assurde. Il gol di Tevez è regolare, per cui mi chiedo che cosa avesse da lamentarsi Gagliani, così come l'espulsione di Marchetti in Lazio-Genoa era cartellino rosso del regolamento. Vorrei capire Lotito che cosa avesse. Però evidentemente sono 2 personaggi che stanno cercando di prendere il potere a livello di Lega Calcio, convinti poi di avere dei ritorni non sul campo, perché comunque i loro errori a livello di mercato sono, direi, sotto gli occhi di tutti, ma a livello economico, e perché evidentemente ci sono degli ingressi abbastanza particolari. Poi magari un domani potremo andare anche a approfondire
il discorso è che c'è una società che ha acquisito tutti i diritti calcistici, adesso è diventata di proprietà cinese e non è un caso che i cinesi sono stati i primi a dire al Milan potremmo aiutarti per fare lo stadio nuovo, per cui avremmo chiuso il cerchio. Ecco sì, a tal proposito, per quanto riguarda il rapporto tra Lotito e Galliani, sempre nella telefonata, che in realtà se venisse sviscerata rivelerebbe una serie di altarini poco edificanti, parla sempre Lotito e dice: ho parlato con quello che ha portato 1,2 miliardi alla Lega di A e 14 milioni in più di RCS alla FIGC, e si tratta di Infront con il quale Galliani ha un ottimo rapporto. Ecco, questa tu non hai voluto fare il nome, io lo dico tranquillamente, è Infront in questo momento il grande advisor che sta andando a cercare di mettere le mani sul calcio italiano, forte anche dell'entrata dei cinesi sul mercato. C'è uno scontro di poteri all'interno dei quali però viene da chiedersi se Lotito comanda è perché nessuno è più bravo di lui o per quale altro motivo. Ma direi che Galliani è stato bravissimo, ha portato Infront di fatto gestisce tutto il mondo del calcio italiano e adesso è stato venduto a una cifra folle ai cinesi. I cinesi sono quelli che potrebbero aiutare il Milan a fare un nuovo stadio. E ci sono dietro tutti gli interessi economici, come quello che riguarda la Champions League, Mediaset che per i prossimi 3 anni di fatto è riuscito a prendere i diritti di una Champions League, quando poi si è dimostrato che magari potrebbe avere delle perdite economiche, però riesce così a lasciare fuori Sky, per cui purtroppo il mondo del calcio ormai è legato a stretto contatto con quello delle vendite dei diritti televisivi, e non è un caso che Adriano Galliani sia sotto contratto fino al 2019 con Mediaset e non con il Milan. E queste purtroppo sono delle realtà che magari alcuni hanno paura a dire, noi le raccontiamo, probabilmente perché magari abbiamo una minore conoscenza a livello nazionale del nostro lavoro giornalistico, che però è lo stesso di quello che viene fatto da tanti altri che però si piegano al volere, quindi non raccontano certe cose perché devono fare carriera. Noi per fortuna abbiamo comunque altre risorse lavorative, non viviamo soltanto col calcio, perché sennò non riusciremo neanche, non dico arrivare a fine mese, ma neanche alla prima decade, quindi raccontiamo quello che è purtroppo il non bello del calcio, il potere tutto a livello economico, e devo dire che Galliani con Lotito conta molto. Infatti hanno appoggiato Tavecchio, ma Tavecchio probabilmente è una sorta di prestanome. Non è un caso che dall'altra parte la stessa Juventus fosse contraria alle elezioni di Tavecchio, così come la Roma, perché sono magari anche altri poteri che a livello economico riuscirebbero a sopravvivere lo stesso, e un'altra società comunque come l'Inter, che sta attraversando un momento difficile a livello tecnico, ha sposato, diciamo così, la causa di Milan e Lazio, perché c'è la convinzione di raggiungere il potere economico, raggiunto il potere economico poi magari riesce ad avere anche il potere tecnico, perché quei soldi puoi fare le belle squadre. Sì, è vero, quei soldi puoi comprare i bei giocatori, però gli acquisti li devi azzeccare, non li devi sbagliare. Quindi direi che proprio è una guerra su più fronti. In questo momento chi può intervenire? Può intervenire il CONI. Se il CONI non interviene, Lotito continuerà, direi, a fare il bello e il brutto del calcio, e finché a un certo punto dovremo arrivare a tirare le somme. E ho paura che, non dico scoprirà una guerra, perché le guerre sono altre, però ci saranno, direi, dei confronti veramente pesanti in Megacalcio. Tu saresti favorevole al commissariamento della FIGC? Ricordo che l'ultima volta è successo nel 2006 con Guido Rossi e a seguito dello scandalo di Calciopoli. Saresti favorevole a un commissariamento o no? Assolutamente, così come ero contrario alle elezioni di Tavecchio. Tavecchio, ricordiamo, che ha definito i giocatori di colore della massima serie dei mangiabanane. Cioè, io una persona del genere che va a assumere una valenza importante nel mondo del calcio, secondo me non ha diritto per stare in quel posto, così come a livello di vita quotidiana chi va a rubare dalle casse magari dello Stato, del Comune, non dovrebbe poi più partecipare vita natura durante a cariche che potrebbero poi riguardare anche spese. Però l'Italia è questa. L'altra sera, faccio un escurso velocissimo, sono andato a sentire un congresso di cui, diciamo così, il relatore principale era Gian Antonio Stella, che è un giornalista del Corriere della Sera, e ha raccontato come dal 95 a oggi praticamente
le pene in Italia per quello che riguarda corruzione e concussioni sono praticamente ridotte, per cui nessuno viene più condannato. E alla fine del discorso ho detto, ma l'Italia è il paese dove c'è più corruzione? No, l'Italia a livello di investimento è al 69esimo posto, ovvero non è di sicuro fra i posti più sicuri per andare a investire denaro, ma lui ha detto la differenza tra noi, Italia e l'America, non è che il fatto che in America c'è meno corruzione, ma se in America uno fa questo reato va in galera, in Italia rimane libero. 400 persone si sono alzate e c'è stata una standing ovation. E direi che purtroppo questa è la dura realtà del nostro paese, il paese Italia, a livello politico ma anche a livello calcistico. Ecco, vado a chiudere la rassegna stampa con la prima pagina di Tutto Sport che mette in gran risalto quella che è una pace forzata tra Agnelli e Galliani. Gelida manina. Dopo i contrasti legati a Juve e Milan, i due dirigenti si sono incontrati in Lega e stretti la mano grazie alle sollecitazioni di Preziosi. Buffon, polemiche sterili sul gol di Tevez. Ecco, io ti chiedo, la linea della Juventus la ritieni abbastanza chiara e soprattutto pensi che Andrea Agnelli possa guidare il cambiamento del calcio italiano? Secondo me in questo momento no, perché la Juventus in questo momento è la squadra vincente, per cui dall'altra parte si cerca di tirare giù la Juve dalla torre, per cui difficilmente si cercherà di dare ragione ad Agnelli. La Juventus, direi, nella situazione con il Milan ha soltanto esagerato, perché doveva giustamente far segnalare che l'uscita di Galliani era insensata, però la Juventus dopo è andata a calcare oltremodo la mano e dall'altra parte il Milan si è rifatto sotto. Galliani a livello mediatico è stato bravissimo, perché per 7 giorni è riuscito a far parlare soltanto del dubbio di un gol assolutamente valido concesso alla Juventus, per cui non c'era logica per parlarne, però è riuscito a distrarre l'attenzione da una società che quest'anno fallirà la propria stagione, perché nel migliore dei casi il Milan arriverà in Europa League, quindi obiettivo fallito, perché tantissimi, direi, addetti ai lavori, noi esclusi per fortuna, perché avevamo detto che il Milan al massimo poteva puntare all'Europa League, e non venite a dirci che abbiamo portato sfiga, ma abbiamo soltanto anticipato quello che era la realtà di casa rossonera e erano convinti che il Milan potesse arrivare in Champions League perché avevano un allenatore nuovo e soprattutto non faceva le coppe europee. Abbiamo detto il fatto di non fare le coppe europee può essere importante, però l'allenatore nuovo andrà a pagare Dazio e Dazio lo sta pagando. Quindi Galliani a livello mediatico è stato bravissimo. La cosa incredibile è che è andato a attaccare le riprese televisive della Infront, che è il personaggio che ha portato lui, e sono quelli che magari lo aiuteranno a fare lo stadio, per cui è andato ad attaccare un suo nemico partendo da un episodio che non aveva senso a livello, direi, di dialettica, però è stato bravo, perché a livello mediatico nessuno ha parlato della settimana del Milan. Un Milan che adesso affronterà l'Empoli in casa e arriva abbastanza tranquillo, viceversa sarebbe arrivato con una critica pesantissima. Ecco. Venerdì si è ancora riparlato del fatto che Berlusconi è andato a fare il suo show a Milanello dicendo siete la squadra più forte, non cambierei i vostri giocatori con nessuno, e ribadiamo, nessuno ad Empoli probabilmente vorrebbe cambiare la propria squadra con quella rossonera. Ecco, in 30 secondi, secondo te, due previsioni: pagherà lo Tito e Carpio e Frosinone riusciranno a venire in Serie A o saranno danneggiate? Lo Tito non pagherà perché ha insultato pesantemente un altro dirigente che fa parte comunque della Lega Calcio, come l'amministratore delegato della Juventus Marotta, che ha un problema, diciamo, a un occhio. È stato insultato in maniera pesante e Lo Tito ha ricevuto 10.000 euro di multa, per cui direi irrisoria, quindi Lo Tito secondo me non verrà punito. Il Carpi secondo me verrà in Serie A nonostante tutto. Il Frosinone spero che possa arrivare probabilmente dai playoff, perché a livello personale penso che prima e secondo del campionato di Serie B possono essere Carpi e Bologna. Velocissimo, il Latina quest'anno sta pagando un dazio pesantissimo e probabilmente c'era sotto qualcos'altro che non abbiamo ancora saputo. Perfetto, lo vedremo nelle prossime puntate. Ti saluto Daniele, ti ringrazio, ci sentiamo prossimamente, da lunedì. Assolutamente, buona continuazione di trasmissione a te. Grazie. Ciao Daniele, bene, diamo la linea per un attimo alla pubblicità. Super Sabato Lidl. Solo questo sabato, fragole in confezione.
66 23 44 22. Bentornati in studio, qui da Calcio Parlando, dalle linee di Radio Padania Libera. Andiamo a vedere quelle che saranno le sfide di questa settimana, di questo fine settimana calcistico, che si presentano particolarmente interessanti. La prima sfida della giornata sarà quella che vedrà di fronte alle ore 18 Sassuolo e Fiorentina, una gara che probabilmente sarà all'insegna del calcio spettacolo, con due squadre molto aperte che giocano per ottenere dei risultati di prestigio. Per quanto riguarda la Fiorentina, è previsto un 4-3-3 che vede Tatarusano tra i pali al posto di Neto, oramai praticamente fuori rosa, Richards, Rodriguez, Savic e Alonso in difesa completamente straniera, Kurtic, Pizarro, Mati Fernandez in linea mediana e diamanti a supporto di Babacar e Salah. Salah, ricordo che è il giocatore arrivato dal Chelsea in questa fase di trasferimenti di gennaio in cambio di Quadrado. Per quanto riguarda il Sassuolo, che si schiera con un 4-3-3 anche lui, consigli tra i pali, Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Longhi in difesa, Biondini, Magnanelli e Brighi in linea mediana, con Berardi, Sansone e Zaza in attacco. Praticamente una squadra tutta di italiani contro una squadra che presenta solamente diamanti e altri 10 giocatori stranieri. Un confronto diretto che probabilmente potrebbe portare a non grossi scossoni in classifica, sebbene la Fiorentina a quota 35 punti prova ancora a insidiare il Napoli per quello che è il terzo posto in Champions League, il Napoli che vale la qualificazione in Champions League. Ecco, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Ciao, sono Marco a Torino. Ciao Marco, dimmi. Ciao, senti, io volevo fare delle considerazioni un pochettino generali sul calcio, non per tappare le ali della vostra trasmissione. No, eccetera, certo, no? prego. Cioè, io ero tifoso della Juve fino negli anni 90. Poi dopo, quando mi sono reso conto che il calcio è una cassa di risonanza per questioni sociopolitiche, vuoi anche questa immissione di stranieri ormai dopo la legge Bosman a dismisura, ormai vedi che le squadre sono per il 90% di stranieri, e questo secondo me è anche un fine politico per praticamente renderci, come dire, allettante o almeno sopportabile l'immissione di tutti questi stranieri che ci sono anche in Italia. Ma questo è un discorso un po' pesante, ma comunque esiste anche. Poi secondo me c'è anche un discorso di annullamento delle nostre identità, e parlo delle maglie. Se tu noti, già da un po' di anni ci sono delle maglie orribili, sia da un punto di vista cromatico che da un punto di vista grafico. Secondo me questo è anche un indottrinamento per sminuire l'identificazione di un territorio, perché facciamo degli esempi pratici, ti rubo ancora qualche secondo. Sì, tu guarda solamente la maglia del Napoli come è stata scempiata, ormai giocano con delle casacche assurde, vuoi per il coso degli sponsor, vuoi per tante altre situazioni. Questo altro non fa che togliere la peculiarità di una città, di un paese, di un territorio da quello che è inizialmente. Cioè ormai ci si sta appiattendo anche su questo punto di vista. Quando qualche anno fa si vedevano delle squadre più o meno blasonate, si capivano che erano quelle, ormai adesso è tutto un appiattimento. Non so tu cosa ne pensi, ma questo è uno dei tanti motivi per cui il calcio assolutamente non mi interessa più. Ciao, è un peccato, ciao, ti saluto, ti rispondo subito. Diciamo che per quanto riguarda il numero di stranieri, stavo appunto parlando adesso di Sassuolo-Fiorentina, una sfida che vede stranieri da una parte e italiani dall'altra. Posso essere d'accordo in parte, nel senso che comunque il calcio deve essere anche spettacolo, e quindi i giocatori forti dovrebbero venire in Italia ed è sempre un piacere. Io ricordo gli anni '80, quando arrivavano gli Zico, i Platini, era uno spettacolo. Il problema è che adesso non arrivano giocatori forti, e in questo senso, se devo fare una critica, io non voglio entrare in politica perché non ne parlo assolutamente di politica, devo dire che l'Unione Europea con la legge Bosman ha fatto più danni che cose buone, perché in sostanza è entrata a piedi uniti in quello che era il mondo del calcio senza rendersi conto di quelle che sono le sue peculiarità. È una cosa che succede anche in altri ambiti che io non voglio affrontare, però devo dire che sostanzialmente i vari paesi dovrebbero attivarsi per cercare di risolvere questo problema,
perché comunque anche i nostri vivai non vengono valorizzati e questo è davvero un peccato. Per quanto riguarda le maglie, purtroppo siamo in mano a quelle che sono i desiderata delle multinazionali. Può essere Nike, può essere Adidas, possono essere altri marchi, e spesso non hanno il gusto che abbiamo noi italiani. Sostanzialmente si perde un pochino di identità e soprattutto facciamo maglie brutte. Non è un caso che il merchandising in Italia non è comunque ad alti livelli rispetto all'estero. È una questione anche di estetica, secondo me. E con questo direi che ho chiuso con la risposta, penso. Per quanto riguarda quindi andiamo avanti con quelle che sono le altre sfide un po' più velocemente, perché la telefonata è stata piacevole, sono molto felice di averla ricevuta, ma adesso proseguiamo con quelle che sono le sfide di oggi, con Palermo-Napoli, che si gioca in Sicilia, che vedrà di fronte praticamente il Napoli che gioca su 2 tavoli, perché in sostanza Benitez deve pensare anche al turnover per quella che sarà la sfida di Europa League, e quindi non è ancora deciso se farà giocare Higuaín o meno. C'è Callejon che potrebbe ritornare in campo dopo praticamente un periodo di appannamento che ha visto Gabbiadini ben meritare, mentre per quanto riguarda il Palermo c'è molta incertezza su quello che è il destino di Dybala, che in questo momento pare sia ai ferri corti con il presidente Zamparini, non vuole rinnovare e potrebbe quindi finire addirittura fuori rosa. Per quanto riguarda quelle che sono le sfide di domani, andiamo velocemente a riepilogarle. Ci sarà alle 12:30 Milan-Empoli, arbitrato da Valeri di Roma, i rossoneri che praticamente si trovano a un bivio perché devono riprendere la marcia dopo la sconfitta con la Juventus, mentre per quanto riguarda l'Empoli oramai la classifica sembra abbastanza tranquilla, sebbene comunque il Cagliari stia risalendo, ma proveranno a fare uno sgambetto al Milan. Alle ore 15 invece sono previsti Atalanta-Inter, derby lombardo, con gli orobici che probabilmente cercheranno di vincere quella che è una sfida molto sentita, e l'Inter che deve cercare di recuperare, di riprendere una marcia trionfale, anche perché tra poco ripartirà anche per loro l'Europa League, obiettivo che oramai è diventato l'unico della stagione. Sempre alle 15 è previsto Genoa-Verona, con 2 squadre praticamente che oramai hanno dato tutto per quello che riguarda la lotta a salvezza, e quindi cercheranno di giocare per lo spettacolo. Roma-Parma, sfida che praticamente può portare i giallorossi ad avvicinare la Juventus, che giocherà in serata, mentre contro un Parma che è praticamente sempre più allo sbando. Ne parleremo tra poco col nostro ospite Sebastiano Vernazza, di quello che è il caos del Parma. Quindi abbiamo Torino-Cagliari sempre alle 15 con l'arbitro Calvarese di Teramo, una sfida che per i Granata può voler dire rilanciarsi in chiave Europa, mentre per i sardi può stare a significare un punto di svolta per quella che è la corsa alla salvezza. Sempre alle 15 ci sarà Udinese-Lazio, una sfida nella quale i giocatori della Lazio dovranno essere bravi a evitare di perdere la concentrazione dopo le polemiche scatenate dal proprio presidente, mentre l'Udinese cerca di mantenere quella che è una classifica tranquilla senza grosse pretese. Chiudono la giornata la sfida delle 18 tra Chievo-Verona e Sampdoria. Il Chievo deve cercare di portare a casa punti per raggiungere una salvezza che sarebbe comunque alla sua portata tranquillamente, mentre la Sampdoria prova a rilanciarsi dopo che un periodo di appannamento l'ha fatta uscire da quella che era la sfida, la corsa alla Champions League. Ultima sfida della giornata sarà quella che vedrà di fronte Cesena-Juventus allo stadio di Cesena, al Manuzzi. Per quanto riguarda la Juventus, la formazione è abbastanza rimaneggiata perché oltre agli indisponibili Asamoah, Cáceres, Marrone, Matri e Romulo, ci sarà squalificato Tevez. Da tenere d'occhio quelli che sono i diffidati, che sono De Ceglie, Ogbon e Pogba. In vista della sfida della Roma tra un paio di settimane, probabilmente qualcuno penserà di recuperare e di farsi ammonire per essere sicuro di essere in campo contro la Roma. E con questo abbiamo chiuso quella che è il resoconto delle partite della settimana, e è appena arrivato con noi in collegamento telefonico Sebastiano Vernazza della Gazzetta dello Sport, che saluto.
Ciao, buon sabato a tutti gli ascoltatori. Allora, Sebastiano, è stata una settimana all'insegna delle polemiche, partendo da quella che è stata la polemica tra Galliani e la Juventus, per poi passare al Lotito Show. Ti chiedo una battuta su quello che ha detto Lotito, come vedi la cosa? No, sai, Lotito è un personaggio tipico italiano, ecco, giriamola così. Non vorrei essere, come dire, offensivo, satirico, ma insomma è una specie di Alberto Sordi applicato al calcio. Però è molto furbo, è molto astuto e soprattutto è molto più furbo di quelli come noi che lo criticano, perché in pochi anni, in 10 anni, sostanzialmente ha scalato la piramide del calcio italiano, adesso ha riempito un vuoto di potere, lo ha colmato e adesso si può dire, insomma, non dico che comandi lui in tutto e per tutto nel calcio italiano, ma ha un grosso peso specifico. Però, come spesso accade in questi casi, a questi personaggi vengono presi da deliri di onnipotenza, pensano di poter far tutto e così scivolano su bucce di banane enormi come questa qui del Carpi. Ecco. Certo. E per quanto riguarda invece quella che è stata la polemica tra Juventus e Milan, cosa ti senti di dire? Ma che è stata secondo me una polemica istruttiva, perché ci ha fatto capire che cosa succederà quando avremo la Moviola in campo. Cioè le polemiche si sposteranno dagli arbitri ai cameraman, ai registi, ai grafici televisivi, quelli che tracciano le linee sui monitor, eccetera. Ce la prenderemo anche col software prima o poi, cioè sarà uno scenario alla Blade Runner di polemiche tra replicanti. Sostanzialmente è una polemica, apparentemente anzi, è una polemica su nulla, perché Tevez non era in fuorigioco. In realtà è una polemica, appunto, ripeto, politica, perché prefigura lo scenario che verrà tra qualche anno, con la Moviola in campo, quando appunto si discuterà di immagini e di inquadratura. Certo. E passiamo quindi invece a quello che è il discorso del Parma. Parma che praticamente dovrebbe lunedì rischia di andare in fallimento. Lotito nella telefonata parla di squadra praticamente già fallita. Una tua impressione su quella che è stata la gestione del Parma da parte di Federcalcio e di Lega Calcio? Non c'è stata nessuna gestione, nel senso che finora Federcalcio e Lega in questa vicenda brillano per la loro assoluta assenza. Questo dimostra la debolezza, diciamo, del nostro sistema calcio, perché in altri paesi tipo l'Inghilterra, in Premier League c'è un organo di controllo molto severo e Cellino ne sa qualcosa nel calcio inglese. L'Inghilterra non è in Premier League, però l'organo di controllo è uguale. E insomma, in altri paesi più evoluti di noi del nostro questa cosa non sarebbe successa, cioè non è possibile che una squadra di Serie A vada così allo sbando e faccia registrare un buco che non si è ancora capito se è di 100 o di 200 milioni, perché credo che il Parma Calcio abbia un buco di 100 milioni, ma credo che a questo vadano aggiunti i debiti della Eventi Sportivi, che è la società credo che contiene il pacchetto di maggioranza del Parma, o perlomeno lo conteneva ai tempi ritirati. Ecco. Quindi siamo vicini, secondo alcuni, ai 200 milioni di euro di buco. Ecco. Sì, mi risulta anche a me. Ecco, in tutto questo parliamo dello scandalo di Lotito, parliamo della Moviola. Quanta è la responsabilità anche dei noi giornalisti che molto spesso cavalchiamo più che altro quello che sono i desiderata dei tifosi senza esporci e che magari non facciamo quel giornalismo d'inchiesta che servirebbe? Penso ad esempio alla situazione Parma, che probabilmente con un minimo di occhio critico si sarebbe potuta vedere già da prima. Sì, questo è vero, però insomma in questi giorni ho letto pezzi molto approfonditi sul Parma, sono colleghi autorevoli del Corriere della Sera. Noi stessi, scusate, come Gazzetta abbiamo pubblicato un dettagliato bilancio del Parma ultimo, cioè è chiaro che come dire, sul Parma ci vai anche per ragioni di audience, ci vai quando c'è la notizia, cioè se non c'è la notizia, cioè se non c'è il crack, il fallimento imminente, il Parma non ci vai perché non rappresenta un grande bacino d'utenza. Diciamo che i mezzi di informazione, se hanno una colpa, è quella di focalizzarsi molto sulle grandi squadre, ecco, di trascurare un po'
le piccole realtà del calcio, dove non sempre insomma è tutto rose e fiori, anzi spesso ci sono situazioni al limite come questa di Parma. Ecco, però in questo caso, nel caso di Parma, mi viene da dire, nelle ultime 2 campagne acquisti il Parma tesserava 300 calciatori, e lì c'è qualcosa che non riesco a concepire. In primo luogo i giornali ne hanno parlato poco, sembrava una questione semplicemente di folklore. Poi però mi è venuto da pensare, ma in tutto questo, nel crack del Parma, quanta è la responsabilità dei calciatori che firmavano contratti che sapevano praticamente, in una situazione che sapevano praticamente disastrosa? Quanta è la responsabilità dei procuratori che portavano giocatori anche sconosciuti a firmare per una società di Serie A senza merito? E quanta è la responsabilità dei vari direttori sportivi e di tutte le persone che giravano intorno al Parma e che col Parma in questo momento hanno fatto un sacco di soldi? Ma guarda, non lo so, nel senso, per dire, qui siamo in un paese occidentale civile, per cui c'è il codice di diritto privato, firmi un contratto, se firmi un contratto, chi lo firma, come dire, se siamo tutti adulti e vaccinati, si assume la responsabilità di rispettarlo sia da una parte sia dall'altro. Cioè non è che chi faceva firmare i contratti milionari a certi giocatori avesse una pistola puntata alla tempia. Se qualcuno ha fatto il passo più lungo della gamba, alla fine pagherà. Cioè, nel senso, io non è che vedo grandi responsabilità da parte dei giocatori e dei procuratori che fanno il loro mestiere. Se ci sono presidenti che decidono di concedere cifre milionarie o che non si possono permettere di pagare a questi giocatori, poi è chiaro che ne andranno a rispondere in sede civile. Ecco, però tu hai detto pagheranno. Siamo sicuri che in Italia si paga? Questo non lo so, poi sai come finisce sempre con i crack, con le bancarotte, poi alla fine insomma chi deve pagare alla fine forse non paga mai fino in fondo, o comunque ha accumulato tali tesoretti all'estero su conti magari alle Cayman. Non mi sto riferendo in particolare a Paolo. No, certo, stiamo facendo un discorso generale. Magari ha accumulato tesoretti all'estero, per cui certe condanne in Italia gli fanno un baffo, nel senso che magari si fa un po' di galera, tocca e poi si va a godere il suo tesoretto alle Bahamas o in questi posti qui, insomma. Ecco, bene, lasciamo per un attimo questo che secondo me è il calcio sporco, quello che trattiamo a malincuore. Andiamo a parlare un attimo di Milan, se sei d'accordo, e leggo proprio dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport: Berlusconi carica un grandestro, felice che tu sia qui. Ecco, il Milan ha varato una campagna acquisti all'insegna di giocatori italiani. Questa mattina c'è stata una smentita per quanto riguarda l'ipotesi di cessione anche solo di parziale di quote azionarie. Pensi che veramente il Milan stia arrivando a quella che è una nuova era, o è solamente una fase di transizione che porterà alla cessione del club in futuro? Guarda, la cessione del club è scritta, se ne parla da mesi e ci risulta, insomma, chi più o meno noi giornalisti che ci occupiamo di queste cose, ci risulta che stiano cercando un acquirente all'altezza, soprattutto un acquirente che paghi i soldi che Berlusconi chiede per vendere il Milan. La cifra che si è fatta in queste ore, 30%, 300 milioni, mi sembra onestamente una cifra un po' alta visto lo stato del Milan attuale, ma sul fatto che Berlusconi stia dismettendo parecchie cose o abbia intenzione di dismettere non soltanto il Milan, mi riferisco anche a Mediaset, eccetera, insomma questo è abbastanza certo. Ecco, abbiamo elementi che ci fanno ritenere che insomma, Berlusconi stia per uscire di scena non solo da un punto di vista politico, ma stia per monetizzare insomma tutte le sue proprietà, non soltanto nel calcio ma anche nelle TV, per esempio. Ecco, ti chiedo un'ultima battuta prima di salutarti su un argomento che non è calcistico. Riguarda Marco Pantani, oggi ricorrono l'11° anniversario della sua morte. Puoi ricordarlo con un pensiero? Io dico lasciamolo riposare in pace, lasciamolo in pace e basta, cioè, è ora di finirla, perché
e lo definirei andare a rimestare nel torbido. È un ragazzo insomma, che ha avuto un sacco di problemi, non soltanto legati al ciclismo, e basta. Perfetto. Lasciamolo in pace. Va bene. Ricordiamolo per quello che era, per quello che è stato, insomma, comunque un grande ciclista. Certamente. Certamente. Ti ringrazio Sebastiano, ci sentiamo prossimamente. Grazie a voi, a risentirci. A risentirci, ecco. Bene, siamo arrivati praticamente in conclusione di puntata, per quanto riguarda la puntata numero 454 di Calcio Parlando. Io da Graziano Campi vi porgo i miei migliori saluti e, visto che ho ancora un minuto di tempo, avviso a casa: mamma, metti sull'acqua della pasta che ho fame. Un saluto a tutti. Avete ascoltato Calcio Parlando. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Un me pa che l'aurova al faceva 2 giorni, la prima giù alla Ignis, che l'altra in mezzo ai pra, a fa fenetta e a erba, poi la sova cadalacci,